Sono due i morti nell'incidente stradale avvenuto nella notte a San Leone, una frazione balneare di Agrigento, dopo il ventenne Salvatore Vetro di Favara è deceduto successivamente alla rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento un altro favarese, Salvatore Barba, di anni 32. Anche lui è rimasto coinvolto nello scontro tra due scooter. Le condizioni di Barba erano apparse subito disperate. I medici della rianimazione hanno fatto di tutto per cercare di strapparlo alla morte, ma il quadro clinico già drammatico all'arrivo in pronto soccorso si è aggravato con il passare delle ore. Altri due giovani sono ancora ricoverati, uno è rimasto ferito in maniera molto seria ed è stato immediatamente trasferito in risoccorso all'ospedale civico di Palermo, dove dovrebbe essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri di Agrigento, che si sono occupati dei rilievi del sinistro stradale, sembra che tra le due moto sia avvenuta la collisione che ha fatto sbalzare dalla sella i conducenti e i due passeggeri a bordo. La procura ha aperto immediatamente un fascicolo d'inchiesta e i due mezzi sono stati sottoposti sotto sequestro. C'è giunta da poco notizia che anche un secondo giovane tra quelli coinvolti nel tragico incidente stradale di ieri notte ha perso la vita. Si tratta di Salvatore Barba, le sue condizioni erano disperate per ore e i medici hanno provato a salvargli la vita. Il lutto cittadino proclamato per domani servirà a ricordare anche lui. È un giorno nero per Favara, che perde due suoi figli. Le condoglianze della famiglia giungono da parte mia e della Giunta, del Presidente del Consiglio Comunale Mira Miglieme e di tutto il Consiglio Comunale. Questo quanto dichiarato dal Sindaco Antonio Palumbo non appena appresa la notizia. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio presso la Chiesa Madre di Favara.